Amici bellini, è la giornata della maglia, proprio resta solo la maglia. Altra frase, Messico 86, praticamente la canzone voi è come se la conosceste già, perché tante di quelle frasi fatte, le frasi calcistiche, metafore calcistiche per spiegare la mia vita, alla fine la conoscete già. Perdonate la mise, un po' parliamo di maglia e io sto in camicia, ma perché ci sono indiscrezioni e tra poco cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, Luigi Vanacore è l'ultimo iscritto, benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi, quelli che non compaiono qui è una questione di caso, è casualità. Questo quando accendo l'ultimo iscritto esce scritto e quindi benvenuto a te e benvenuti a tutti. Lasciate un like di approfondimento, il famoso like di approfondimento. Per questa maglia che ieri è uscita. Ora adesso che state guardando il video, chi lo clicca subito che magari è già sveglio, è al lavoro o sta facendo altre cose, cliccate subito perché siete iscritti al canale Telegram in descrizione e quindi avete la notifica in caso YouTube si dimentichi, perché YouTube me ne fa una dietro l'altra. So dei commenti cancellati che non si trovano, ho chiesto, hanno detto no è tutto normale, quello alle volte gli utenti li cancellano i commenti, ma non è possibile, specialmente per la questione della giveaway. Che fai? L'utente cancella, niente, non mi vogliono ascoltare. Tra un'ora esatta, perché questo video esce alle 9 del mattino in Italia, tra un'ora esatta è in vendita la maglietta del Napoli. Finalmente siamo a martedì 18 settembre e quindi siamo in forte ritardo, ma finalmente l'attesa stessa del desiderio e il desiderio stesso, eccetera eccetera. E quindi noi sappiamo già il design della maglia, la prima maglia azzurra con i richiami blu qui così, quindi uguale a quella dell'anno scorso tranne questi richiami colletto e spalla, con purtroppo la scritta rete rossa, e quindi occasione mancata, io lo devo ripetere, perché quando poi vediamo, capisco che il colore si inverta sulla maglia rossa, la scritta rete bianca come anche in passato, quindi colori più logici. A me interessa la logica, il non esagerare con troppi colori che poi stonano l'occhio, fa male se ci sono troppi colori in una sola in un solo sfondo. Però nella logica il disegno è rosso e quindi il pattern è rosso, la scritta è bianca, va bene. Però quando poi vediamo la maglia europea, dove sappiamo che il Napoli utilizza sempre degli inserti dorati, ricordo, ma da sempre, insomma, anche con la Macron si faceva così, per la maglia europea c'è qualcosa di particolare ed escono fuori queste fotografie, vedete, mi metto un pochino più così, che sembrano effettivamente quando tu squadra devi partecipare all'Europa League, devi mandare il kit, devi fartelo approvare dall'Europa League, dalla UEFA, e quindi il Napoli manda queste cose qua. Quindi vediamo la prima maglia con gli inserti dorati, sempre con la scritta però lete rossa, e lì è il rammarico perché abbiamo visto che con la maglia rossa la scritta lete la potete fare dorata a richiamare i benissimo, e quindi si poteva fare bianca, non c'era niente che poteva disturbare questa cosa qua. Aggiungo, ti lamenti sempre? Sì, mi lamento sempre perché ci tengo moltissimo alla grafica, al merchandise, perché poi io la devo comprare, preferirei che fosse perfetta e invece perfetta non può essere mai. Poi ci sono i gusti, a me piace proprio che ci siano 50 colori, vabbè, che già fa. Nella maglia rossa per esempio, a quel punto, essendoci tutti i richiami dorati, la cosa qua, la scritta lete, non mi piace più che la scritta Amazon è in bianco e i numeri poi sono in bianco, perché a quel punto c'hai comunque un terzo croma che non va bene per quanto mi riguarda come gusto. Ovviamente la maglia, la versione bianca è uguale a quella che si potrebbe usare anche in campionato, che già prevede i dorati, però togliamo questo, andiamo nello specifico perché hanno fatto lo zoom e si vede ovviamente questa maglietta qua che farà molto
molto discutere questa maglietta centrale con scritta Lete dorata, tutti i richiamini dorati e queste fiamme, questa sorta di fiamme su questo azzurro blu a sfumare che richiama un po' quello che è il pattern della maglia dei portieri fondamentalmente. Quindi questa potrebbe anche essere, però queste dovrebbero essere maglie dei giocatori in campo, non dei portieri, non lo sappiamo. Hanno fatto anche un rendering, questa viene da Calcio Napoli 24, ci fanno vedere come potrebbe essere questa cosa così. Quando vedo la manica lunga ovviamente penso alla maglia del portiere, ma anche Callecon utilizzava sempre la manica lunga, non è detto, e quindi con questa roba qua. E poi fanno anche il rendering della prima maglia, sempre la versione europea, se riesco a caricarla, che è questa qua, e quindi molto semplice, molto bene, va benissimo che sia molto semplice. Dopodiché la vedete addosso a Dries Mertens con un rendering digitale. Signori, io dico che questa maglia sarà sold out immediato. Tra un'ora i centralini impazziranno, il sito del Napoli non reggerà la richiesta, lo so già. Voi nei commenti tra un'ora e 10, alle 10:10 d'Italia, mi direte no, già non si può fare, benissimo, lo so che non siamo pronti. Quella maglia, secondo me questa maglia sarà sold out, perché poi molto spesso maglie anche che si allontanano dalla tradizione quando vengono bene, e secondo me questa viene bene perché è coerente come colori, perché quando la scritta dello sponsor è coerente con i dettagli mi piace ed è bellissima. Poi si può dire magari è il Verona, Napoli-Verona, stavamo parlando anche nel gruppo degli abbonati, a me piace, io credo che la comprerò. La scritta Amazon resta in bianco a quanto pare in questo rendering, va bene, insomma non c'è da fossilizzarsi sui dettagli delle maglie, perché poi ci sono pure le varie top, Europa League, Respect, Maciel, la maglia europea, però questa è proprio quella che probabilmente prenderò, perché ne devo sempre prendere una io originale ogni anno a supporto, lo sapete, e dovendo scegliere probabilmente prenderò questa qua, perché poi quella là, la prima maglia che è importante, che è la prima maglia, che è una maglia importante sempre nel cuore, quella azzurra, avendo la scritta Lete rossa io mi sento un pochino, mi dispiace, ne tengo tante già con la scritta Lete rossa. A questo punto penso che mi fionderò su questa. Resterà il dubbio però per me dall'America, da New York, se, e qua spero che il Napoli sia prontissimo, perché abbiamo lo sponsor di Amazon. Io ho ricordato anche in TV che ho avuto delle problematiche quando ho voluto comprare in passato la maglietta del Napoli, perché sullo store amazon.com, dove io ho l'account ovviamente essendo all'estero, lo store del Napoli non è mai stato aggiornato, cioè ci sono voluti mesi e mesi, e quindi per comprare la maglietta del Napoli dovetti andare su amazon.it, rifare l'account Amazon sul mio account personale su amazon.it, quindi con una spedizione molto più forte, insomma i prezzi salgono alle stelle, ed è un peccato. Ovviamente spero che, stando a New York, che non è l'ultima città del mondo, tu dici ma tu abiti in una città sperduta del Tennessee, vai cercando la maglietta del Napoli, no, però a New York, essendoci l'Emporio Armani, essendoci anche i vari negozi Armani sulla Quinta Avenue, non credo di vedere la maglietta del Napoli sulla Quinta Avenue, perché l'abbigliamento sportivo non è roba da Quinta Avenue, però ci sono negozi che vendono magliette sportive e spero di trovarla, perché la cosa più importante è la distribuzione. Non ci possiamo lamentare che vendiamo poche maglie se poi non viene distribuita in tutto il mondo. E ripeto a tutti la questione Lozano, che è uno di quei giocatori che catalizza l'attenzione specialmente dei simpatizzanti, che non sono tifosi del Napoli ma sono simpatizzanti a convenienza a seconda dei vari giocatori che ci sono. È chiaro che un giocatore che guarda un tifoso che guarda la Serie A ma non è tifoso della Juve ma ama Ronaldo, ha comprato la maglietta di Ronaldo giusto per avere la scritta di Ronaldo, se ne fregava che era la maglietta della Juve. Questi stessi tifosi compreranno la maglia di Ronaldo del Manchester United, come si compreranno la maglietta di Messi del Paris Saint-Germain, anche se il Paris Saint-Germain non se lo cagano proprio. Noi abbiamo Irving Lozano, abbiamo il Chucky, New York se ne cade di messicani, metà popolazione di New York sono messicani, e quindi bisognerebbe veramente sfruttare questa cosa. Ad ogni angolo ci dovrebbe essere una maglietta di Lozano del Napoli, perché poi la maglietta messicana di Lozano si trova, e a
quel punto, se non gli dai la possibilità, se la fai bella con la scritta Lozano dietro, loro possono comprarsi quelli della propria nazionale. Se gli dai una nuova alternativa, potrebbero innamorarsi anche dei colori, diventare da simpatizzanti, diventare tifosi. La fidelizzazione, importante seguire con i social, fare il follow up, creare la community. Non è che posso spiegare, lo sanno già, bisogna semplicemente farlo perché è importante, perché sappiamo che nel calcio moderno va bene tutto, va bene avere la squadra lunga, va bene avere il mazzo, gli infortuni, l'allenatore bravo che fa le scelte giuste, devi appoggiare il pallone, il movimento senza palla, la postura, tutta una serie di cose, ma bisogna essere anche forti sui social, forti a livello societario, sapere quando parlare, sapere quando star zitti, sapere quando intervenire ed essere fortissimi sui social, perché è il futuro, non si possono lamentare alla gente che i giovani preferiscono giocare col telefonino, non si guardano le partite, gli dovete dare l'alternativa. I giovani sono pigri, aprono il telefonino, devono trovarsi il Napoli che ti fa vedere delle cose, e su Instagram sto vedendo un progresso sotto questo punto di vista, le storie sono interessanti, sono ben fatte, quindi bene così. Tra pochissimo vedremo questa partita, no, la partita la vedremo poi lunedì. Nel frattempo noi dobbiamo gufare, dobbiamo cominciare, tifiamo Salernitana oggi si tifa Salernitana, e vediamo questa maglietta, spero di trovarla subito disponibile su Amazon, prevedo queste difficoltà tecniche. Voi però mi dovete far sapere se questa maglietta, vedi le notifiche, vedi, a tutte le ore, certo devo andare a suonare, ecco perché sto così. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando, resta solo la maglia Messico 86. Se avete visto tutto il video, sotto mi scrivete Mertens ha perso 4 kg, che sta tornando, lui, Culam e Mario Rui si sono allenati in gruppo, è una cosa importantissima. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.